Insieme a voi. Oggi prepariamo insieme un dolce buonissimo con semplicissimi ingredienti: latte, uova, zucchero, lo zucchero in due parti perché ci vuole anche il caramello in questo dolce, e un po' di limone. Avete capito certamente che sto parlando del budino, del creme caramel, così come lo facevano le nostre nonne e le nostre mamme. Noi nella nostra zona lo chiamiamo sadumballa, proprio a Santiga. Vi posso dire che questo dolce addirittura in antichità era il dolce dei matrimoni per un po' di tempo, perché dopo anche loro hanno iniziato a preparare la torta, quella buonissima di mandorle. Allora, semplici ingredienti vi dicevo, ma un'accortezza molto molto importante. Quando preparerete il caramello dovete stare attenti a non bruciarvi. Quando voi avete superato questa fase, allora andate tranquillamente avanti. Lo stampo può essere diversi, io ne ho tantissimi: liscio senza niente in mezzo, questo invece con questo buchetto in mezzo viene bellissimo, questo piccolino, dipende da quante persone siete, oppure semplicemente uno stampo da plum cake e diventerà semplicemente mattonella, la chiamiamo la mattonella, viene bellissimo, è questo. Come fate ad accorgervi, a sapere quanto massa ci sta dentro? Allora basta misurare prima lo stampo, per esempio con dell'acqua. Questo è piccolino, potete mettere mezzo litro di acqua. Se vedete che si abbassa un pochino dalla superficie va bene, perché poi ci deve andare dentro tutto lo zucchero e le uova. E quindi allora andiamo a preparare il creme caramel. Ecco, vedete i semplici prodotti che ci occorrono per preparare sadumbala. Naturalmente il latte, mezzo litro di latte qui perché io ho deciso di usare questo stampo piccolino, vedete? 4 uova, zucchero 100 grammi da una parte per metterlo in mezzo e altri 100 grammi per preparare il caramello, e della buccia di limone che io metterò in mezzo al latte, non grattugiato. Io lo metto così, lo toglierò dopo per quando andremo a colare il latte. Andiamo allora a prepararlo. Mettiamo il latte, mezzo litro come vedete, in una pentola. A scaldare lo dobbiamo portare quasi ad ebollizione, però non deve bollire. E ci metto dentro la buccia di limone, così lavata bene naturalmente, a macerare in mezzo. Passiamo adesso alla preparazione vera e propria. Prendiamo una ciotola e tagliamo 4 uova intere. Ricordatevi che sto mettendo mezzo litro di latte, per un litro ne metterete 8, se sono piccole anche 9. Tagliamo le uova e non montiamo, ma le tagliamo proprio così. Lo potete fare anche con una forchetta e piano piano inseriamo i 100 grammi di zucchero. A questo punto prendiamo il latte bello caldo, l'ho spostato qui per comodità, lo coliamo perché dentro c'è il limone, e a questo punto giriamo delicatamente per amalgamare bene il latte alle uova e allo zucchero. Allora andiamo a preparare il caramello. Ho bagnato appena un attimo una casserolina, vedete, la metto sul fornello e iniziamo a mettere lo zucchero così piano piano, senza mai girarlo. Appena che vediamo che il primo che abbiamo messo si sta un po' sciogliendo, aggiungeremo l'altro senza mai girarlo. Al limite facciamo così, lo aiutiamo. Lo aspettiamo. Questa è un'operazione molto molto delicata perché dovete stare attenti a non bruciarvi col caramello. Un'altra cosa, quando lo mettiamo nello stampo, naturalmente un'altra cosa importante è che il caramello non deve diventare molto molto scuro, altrimenti diventa amaro. Noi stiamo attenti, vedete che già sta iniziando.
piano piano, non abbiate fretta. Vi verrà la tentazione di mettere dentro un cucchiaio, ma non lo facciamo, anzi aggiungiamo un po' di zucchero. Lo mettiamo così, lo giriamo. Dai bordi aggiungiamo l'altro zucchero. Ecco, vedete, il caramello è pronto, gira tranquillamente, non ci sono granelli di zucchero. Lo togliamo dal fornello e andiamo a metterlo nello stampo. Velocemente, questa operazione va fatta. Prendiamo lo stampo da una parte, meglio con una presina, e iniziamo a metterlo anche tutto intorno qui, tanto poi scenderà. Eccolo. E andiamo a girarlo tutto intorno allo stampo. Mettiamo il composto dentro lo stampo. Iniziamo ad aggiungere acqua, perché deve cuocere a bagnomaria, ricordatevi, più della metà ne dobbiamo mettere, deve cuocere almeno per un'ora, un'oretta circa, a circa 200 gradi. Ecco, aggiungo, vado a metterlo in forno a circa 200 gradi per un'oretta circa. Voi lo dovete controllare. Se vedete che si colora troppo nella superficie, allora ci mettete un pezzo di carta stagnola, come vi dico sempre. Eccomi qui col budino pronto, vedete che bello? Allora, in base a questo voglio darvi qualche consiglio. Sono sicura che anche voi lo sapete queste cose, però sempre meglio dirle. Quando andrete a girare il budino, ormai freddo, come siamo tutti d'accordo, come vi ho detto nei video precedenti, dovete misurare prima il piatto di portata dove andate a raccogliere il creme caramel, perché se non trova un po' di spazio il budino si rompe e non è bello, perché anche l'occhio vuole la sua parte, vedete? È bellino così, tutto intero. Quindi su questo siamo d'accordo. Misuratelo prima, deve avere un po' di spazio, deve fare un po' di gioco. Allora, a questo punto preparatelo anche voi, li voglio vedere quando li fate, se mi mandate le vostre foto mi farà piacere. Intanto approfitto e vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube La Cucina di Pippi sempre e attivare la famosa campanella, perché la campanella, con la campanella appunto vi arriverà la notifica quando Pina ha pubblicato un nuovo video e voi andrete a vederlo certamente. Seguitemi anche nella mia pagina Instagram, la mia pagina principale, mi troverete anche in Facebook, anche nel mio blog personale e anche qualche video sto mettendo in TikTok, quindi non avete scuse, seguitemi. Allora a presto con una nuova ricetta. Ciao a tutti!